Sappada al Friuli, rischio effetto domino nel bellunese, ma in altri comuni confinanti con le regioni a statuto speciale l'attesa per la trattativa sull'autonomia fa calare la tentazione di seguire l'esempio. Molti comuni della Marca si ribellano alla fuga verso il Friuli, l'appello anatema del sindaco di Mansuè che invita a boicottare Sappada, cari veneti non andateci in vacanza. Situazione critica, malcontenta, ultima tappa del viaggio infinito dei profughi di Cona, si potrebbe profilare una nuova marcia in queste ore. Assalto notturno ad un bancomat nel Trevigiano, i banditi sono arrivati ad usare un carro attrezzi per sradicare indisturbati la struttura. Un quintale di marijuana sequestrato nella casa di un insospettabile agricoltore, l'operazione dei carabinieri di Padova partita dal sequestro di droga a minorenni. Iniziativa senza precedenti di un'associazione di risparmiatori delle popolari venete portata all'attenzione dell'ONU, il crack e le conseguenze sui veneti traditi. Continua la nostra inchiesta sugli effetti della norma che rende la prevenzione del tumore al seno under 50 a pagamento, la rabbia delle donne. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano il voto sul passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. Oggi il Presidente dei Deputati di Forza Italia ha chiesto al Presidente della Repubblica di rinviare alle Camere la legge sul distacco di Sappada per gravi violazioni del procedimento previsto dalla Costituzione. Intanto il voto di ieri è stato uno schiaffo per il Veneto, che ora rischia di assistere all'effetto domino con decine di comuni che potrebbero chiedere di passare alle vicine regioni a statuto speciale. Mandi Sappada esultano in Carnia. Ieri il sì definitivo del Parlamento per il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia, e per il Veneto si apre ora un nuovo capitolo che vede il voto di ieri come l'incipit di quella che potrà essere una vera e propria valanga di richieste dei comuni di confine di passare alle vicine regioni a statuto speciale, Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Un esodo verso territori dove si sta meglio, perché al di là di ragioni storiche o culturali, alla fine a prevalere nel desiderio di fuga sembra proprio la disparità di trattamento economico la motivazione prevalente. Quel che è certo è che ad oggi il voto su Sappada è uno schiaffo al Veneto impegnato nell'avvio delle trattative sull'autonomia dopo il referendum, autonomia che, sottolinea il governatore Zaia, rimane l'unica vera cura alle istanze secessioniste. Si rinuncia alla cura dell'autonomia per il Veneto per scegliere l'amputazione. Oggi, se l'amputazione è rappresentata da far uscire ovviamente Sappada, domani ci sarà Cortina, Livina Longo, Cintocao Maggiore e uno dei tanti comuni che se ne vogliono andare. E a far specie che pure la Lega Nord, partito del governatore Zaia, abbia votato sì al passaggio di Sappada, sacrificando le istanze venete pur di dare un assist a Massimiliano Fedriga nella sua corsa verso una possibile candidatura alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Un bello smacco per il Veneto, dove ora si rischia di innescare l'effetto domino. Sono già 33 i comuni che hanno chiesto di varcare il confine, 8 per il Friuli, 25 per Trento e Bolzano, ed è una questione che non potrà non essere affrontata con urgenza dallo Stato. Adesso in legge di bilancio possiamo chiedere il rifinanziamento del fondo Letta o un nuovo fondo per i comuni di confine con il Friuli Venezia Giulia. Ma non solo, Sappada diventa una freccia nell'arco della trattativa tra Stato e Regione per poter avere maggiore autonomia per il Veneto e in particolare per il bellunese. Ma questo è il momento di restare compatti, di aspettare i risultati della trattativa. Ma in altri comuni confinanti con le regioni a statuto speciale l'attesa per la trattativa sull'autonomia fa calare la tentazione di seguire l'esempio, è il caso della Marca Trevigiana. Voglia di seguire l'esempio di Sappada e passare al Friuli Venezia Giulia? La sorpresa arriva dai comuni di confine della Marca, dove il referendum sull'autonomia pare avere superato le istanze secessioniste, a partire da Fregona, dove più che un passaggio alla vicina regione a statuto speciale si chiede a gran voce il rinnovo dell'istituzione dei fondi di confine qui erogati solo nel 2012. Insistere con il riconoscimento economico di questo gap tra appunto Fregona, parlo di Fregona ma comunque un comune che fa parte di una regione a statuto ordinario, comuna a
a statuto speciale. L'effetto referendum è tangibile in tutta la fascia dei comuni trevigiani che confinano con il Friuli Venezia Giulia e le aspettative superano il desiderio di guardare al di là del tagliamento. La tentazione c'è, dice il sindaco di Cordignano Roberto Campagna, però attendiamo di capire gli sviluppi del referendum del 22 ottobre. Stessa linea ad Orsago, il passaggio al Friuli non ci sembra la soluzione giusta, ci sentiamo veneti, aspettiamo la trattativa per l'autonomia, sottolinea il primo cittadino Fabio Collot. Siamo veneti, ribadisce il sindaco di Gagliarine Mario Cappellotto. La più dura è la posizione del sindaco di Mansuele Onio Milan. Sono veneto e voglio restare veneto, dice, lanciando poi un appello a tutti i veneti. Visto che loro hanno preferito andare in cerca di soldi, io dico evitate di andare, non andate in ferie a Sappada. Ed ora parliamo della marcia dei migranti dopo la notte scorsa a Malcontenta, decisive le prossime ore per vedere che cosa accadrà ai migranti che hanno lasciato la base di Conetta. Una giornata di trattativa tra il prefetto, il presidente di Marghera e il sindaco di Cona e una delegazione che si fa portavoce dei migranti, che la notte scorsa hanno dormito nel centro civico di Malcontenta ma che nelle prossime ore dovranno lasciare per andare in un luogo idoneo. Qui non si può più stare. Questo posto doveva ieri ospitare una riunione per 2 ore su richiesta della prefettura, il comune l'ha concesso. È diventata di fatto una presenza ininterrotta che ha bloccato le attività in corso e quindi ovviamente non è il luogo più adatto per le persone che sono qua, sono 50-60 persone. I richiedenti asilo si rifiutano di accettare la proposta di tornare a Cona, da cui arrivano, nonostante il tentativo di mediazione anche da parte del sindaco Panfilio, uscito dal primo incontro molto amareggiato. Tentato di fare una mediazione su cui c'erano dei punti fermi. Innanzitutto un progetto di chiusura per Cona, ma ci doveva essere anche una soluzione per il problema di oggi, perché rischiamo che pagano il tutto delle persone che non c'entrano nulla e che perdono dei diritti. Ho fatto una proposta di mediazione per avvicinarvi, per tentare di avvicinare le due parti. Le due parti dalla mia proposta si sono nettamente allontanate, dunque la mia mediazione è completamente fallita. La proposta fatta dal sindaco di Cona è una proposta su cui io credo che le parti dovrebbero lavorare, perché può rappresentare la base per un accordo. Quello che è certissimo è che qua in queste condizioni non si può restare. Nel tardo pomeriggio un migrante si è sentito male perché non aveva con sé farmaci, un altro ha avuto una crisi epilettica, uno avrebbe provato ad impiccarsi. Ciò che chiedono è la chiusura immediata di Conetta e controlli da parte di un'organizzazione esterna. La prefettura però non ci sta. Se non tornano a Cona, ha detto il prefetto Boffi, non rispettano le regole, quindi scatta la sospensione dello status rifugiato, sempre che non si rendano responsabili di reati. Non ci sarà disponibilità del Comune di Venezia per un'altra notte qui nel centro civico. Arrabbiati i residenti di Malcontenta soprattutto per come viene gestita l'accoglienza e noi, dicono, siamo sempre in mezzo. Sentiamo. Il problema secondo me non sono in quanto gli immigrati, non sono loro, è proprio il sistema. Il sistema non va così. Un paese intero che si nasconde dietro a un dito in Facebook che non va bene niente e siamo in 4 in tutta Malcontenta, è una vergogna. È sbagliata la gestione, nessuno è contrario a queste persone che hanno bisogno di aiuto, in qualche modo si aiuteranno, ma prenderli, parcheggiarli qui, lasciarli qui come quelli di là dall'altro lato del paese, perché siamo l'ultimo paese del comune di Mira e siamo divisi a metà dal canale, siamo l'ultimo paese del comune di Venezia, quindi li sbattono tutti quanti qua, ma poi li abbandonano, è quello il problema, li abbandonano e restano qua, allo sbando non vengono controllati. Ieri facevano i bisogni sulla rete del campo da calcio con i bambini che si allenavano dentro. Umanamente non è giusto, però neanche noi non dobbiamo, ormai ne abbiamo tantissimi a Malcontenta di queste persone qua e noi vediamo cosa fanno quando si dà qualcosa o da mangiare che la buttano nelle immondizie. Allora, sono poveri o sono cosa? Perché col tablet uno che viene dalla guerra non ce l'ha il tablet, non ce l'ho neanch'io. Scusa. Dopo il sistema ormai siamo saturi di tutto e poi ci attacchiamo con loro che forse non ne hanno neanche colpa. Da guerra sinceramente dubito che arriva,
per cui qua ho concluso tutto. Tutti i giovani, bei, sportivi, ben vestiti, non credo proprio che arriva dalla guerra. Siamo alla cronaca dopo un blitz antidroga in centro a Schio nel Vicentino con denunce anche nei confronti di richiedenti asilo ospiti in centri accoglienza della zona. Il comitato di cittadini Prima Noi, nel ringraziare le forze dell'ordine per il serrato controllo, annuncia una mobilitazione in piazza in tempi brevi, spiega il portavoce del comitato Alex Cioni. Proporremo ai rappresentanti politici che sostengono il sindaco Walter Orsi e a chi ci sta di valutare l'opportunità di promuovere un'iniziativa per esprimere vicinanza all'operato delle forze dell'ordine, per ribadire forte il concetto che Schio non è disposta a tollerare in silenzio che orde di falsi profughi bivacchino per le vie della città con l'intento di fare quattrini smerciando schifezze ai nostri giovani. Lo stesso comitato, per voce di Cioni, accusa le cooperative per aver riempito la città di immigrati allo scopo di fare anch'essi facili quattrini senza poi gestire nel modo dovuto gli ospiti che hanno in carico. Ci spostiamo nel Trevigiano, centro anziani del Foro Boario a Treviso, nella bufera per le parole pronunciate da una frequentatrice contro una volontaria dell'associazione che tiene corsi di formazione per i migranti nella struttura. Spero che ti violentino, dal presidente del centro e da Cassugana ferma la condanna. Martedì una signora che frequenta il centro civico è venuta a insultarci, augurandomi alla fine di tutto il discorso di essere stuprata da questi ragazzi che io ritengo molto buoni, e io ho ritenuto di far presente questa situazione al comune, che è il proprietario dello spazio. Centro anziani di via Castello d'Amore, la difficile convivenza tra pensionati e profughi che nella cucina della struttura imparano a preparare il pane e la pizza è sfociata nella peggiore delle frasi. Uscita dalla bocca di un'anziana è rivolta alla presidente dell'associazione Open Resources che promuove i corsi di formazione per i migranti. Immediata la reazione del comune. È assolutamente inaccettabile e devo dire anche, essendo state pronunciate queste parole all'interno di un centro del comune, non possiamo che condannarle e respingerle. Credo anche che questa socia debba pubbliche scuse e ufficiali, perché non è tollerabile. Il presidente Filiberto Altinier è ferreo. Questa persona disonora il centro, deve essere allontanata, perché noi abbiamo bisogno di persone serie che collaborano e che capiscono. Che la tensione sia alle stelle lo dimostra il fatto che l'insegnante che tiene il corso di panificazione ci ha impedito in malo modo di riprendere la cucina e i richiedenti asilo anche solo di spalle. Per i migranti non proprio una lezione di civiltà, ma tant'è. Alla fine all'esterno l'incontro tra Altinier e la vittima degli insulti. Non dipende da noi, è un atto di inciviltà. Certo. E va denunciata, e noi firmeremo a favore di lei, perché lei ha subito queste umiliazioni. Questo non è un comportamento civile. Assalto notturno ad un bancomat di Riese Pio X. I banditi sono arrivati ad usare un carro attrezzi per sradicare indisturbati la struttura. C'erano i carabinieri, i lampeggianti che andavano e un po' di confusione, chiaramente, basta. Una mattinata di lavoro per cercare di riparare il danno grave. Sono passate poche ore da quando attorno alle 4 i banditi hanno agito indisturbati. Obiettivo il bancomat della Popolare di Verona, a Riese Pio X. Niente acetilene stavolta, niente scoppio. La struttura viene letteralmente sradicata dal muro con un carro attrezzi rubato appositamente. Incuranti del rumore e della paura dei residenti svegliati dal complicato modus operandi. Quando i carabinieri di Castelfranco arrivano è troppo tardi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona vengono acquisite per essere visionate. Un colpo con un bottino di 45.000 euro e una sensazione tra i cittadini. La sicurezza che viene a mancare. Bisogna fare qualcosa per queste cose che succedono. Non siamo molto tranquilli. Sebbene abbiamo le telecamere, sebbene abbiamo...
comunque l'incertezza su quello che ci accade al mattino quando apriamo sicuramente non è delle migliori. Timori per abitanti e commercianti perché le raccomandazioni non servono più se una banda arriva a usare un carro attrezzi per sradicare un bancomat. Sono le solite raccomandazioni che conosciamo e cerchiamo di fare il possibile, però come vediamo non c'è nulla che li ferma se vogliono rapinare qualcosa. Se arriva alla porta con la chiave, però se lui va dentro non può più mandarli fuori e non hanno che mostrare fuori ora dalla nostra casa. Girava completamente nudo all'alba per le strade del centro di San Bonifacio nel Veronese dopo essere stato vittima di una rapina. È quanto ha dichiarato ai carabinieri un uomo che ha denunciato di essere stato rapinato di 40 euro mentre si trovava all'interno di un albergo nel paese dell'est veronese. Secondo il racconto raccolto dai militari dell'Arma, successivamente l'uomo sarebbe stato costretto a spogliarsi e poi è riuscito a scappare. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di San Bonifacio. Raggirato e costretto a spogliarsi, poi ripreso in un video deriso, vittima un disabile che vive in un comune tra Padova e Venezia, denunciati 4 trentenni. Disabile psichico filmato mentre si abbassa i pantaloni e mostra le parti intime. Il video è stato poi diffuso attraverso i social network con tanto di prese in giro e derisioni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo alcuni familiari del 55enne affetto da ritardo mentale che hanno denunciato tutto alla procura di Padova che ha disposto il sequestro del cellulare di uno degli autori dell'odioso video. La bravata, avvenuta in un comune che si trova al confine tra la Riviera del Brenta e il Piovese, è stata messa in atto da 4 persone tra i 30 e i 34 anni, tra di loro anche una donna. Tutti e 4 sono stati denunciati. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Una donna su 9 rischia in Italia di ammalarsi di tumore al seno con un'età media che continua ad abbassarsi. Da giorni lo stiamo denunciando, è fondamentale la prevenzione a partire dai 40 anni. Oggi abbiamo sentito l'associazione Fiori di Cactus con sede a Campo San Piero. Sentiamo. La prevenzione soprattutto dai 40 anni, una prevenzione completa, quanto importante è? È molto importante ed è consigliata un po' da tutti i chirurghi senologi di effettuarla ogni anno con una mammografia, un'ecografia e una visita senologica. A Vice Sacilotto il tumore al seno lo ha combattuto e vinto e ha messo a disposizione delle donne la sua voglia di lottare fondando l'associazione Fiori di Cactus. Lei l'ha scoperto per caso. La prevenzione resta l'arma fondamentale, come stiamo raccontando da giorni attraverso le storie di donne, a partire dalla segnalazione di una nostra telespettatrice. Lo screening in Veneto parte per le donne dai 50 anni con una mammografia gratuita ogni 2 anni, può essere anticipata ai 45. C'è una legge che prevede di essere inseriti nello screening dai 45 anni in su e gratuitamente. L'ideale sarebbe poter scendere a 40 anni perché la donna già rischia molto dopo i 40 anni. Il tumore al seno colpisce in italiano su 9, l'età più a rischio tra i 50 e i 69 anni, dicono le statistiche, ma i casi di donne più giovani sono in costante aumento. Si combatte la malattia, si combatte anche la paura e in realtà piccole come il Campo San Pierese lo si fa spesso anche attraverso la buona volontà di medici e operatori. Qui abbiamo ancora la fortuna di avere il chirurgo senologo che è disponibilissimo a vedere una donna anche in giornata. Tante le donne che si ammalano, tante quelle che sopravvivono. Questa malattia si può vincere. Si mette di fronte a tante paure e ha un percorso non indifferente per superare tutto. È una cosa che si può superare però. Iniziativa senza precedenti di un'associazione di risparmiatori delle popolari venete, vediamo che cosa si preparano a fare.
La maledizione del crack BPV, vite a brandelli. Dopo aver perso poco, molto o persino tutto, i risparmiatori oggi combattono una guerra politica e giudiziaria tra proteste di piazza e il tentativo disperato di riuscire a recuperare qualcosa. Così a 19 giorni dal maxi processo del 12 dicembre, con protagonisti 7 imputati, tra cui l'ex presidentissimo Gianni Zonin, è partita la corsa per costituirsi parte civile, ma anche quella per insinuarsi al passivo, condizione necessaria per poter accedere al fondo vittime da reati finanziari per il risarcimento delle perdite subite. Sì. L'insinuazione al passivo bisogna farlo il prima possibile, entro gennaio. Per chi vuole insinuarsi al passivo, l'associazione Zellino Terzo da Onara suggerisce di accedere al sito in sovraimpressione e compilare l'apposito modulo. E intanto Patrizio Miatello si prepara a partire per Ginevra. La sua è un'iniziativa senza precedenti, portare all'ONU il crack delle popolari venete. Andiamo all'ONU, a Ginevra, in quanto vogliamo portare questa vicenda del crack delle banche popolari venete, che sarà un esempio per l'Europa e per il mondo, perché noi siamo fiduciosi che la politica che si è ravveduta in questi ultimi periodi troverà una soluzione per il risparmio tradito e sarà un esempio per tutto il mondo. Quindi insomma la politica italiana è davanti alla vetrina del mondo? Certo, e quindi noi siamo solo fiduciosi che ci faranno fare bella figura. Ed ora la cronaca dal Padovano, un quintale di marijuana sequestrato nella casa di un insospettabile agricoltore. L'operazione dei carabinieri è partita dal sequestro di droga ai minorenni della zona di Agna. Carabinieri guidati dal fiuto in senso letterale. È stato l'aspro e inconfondibile odore della marijuana a confermare ai militari della stazione di Agna, sulle tracce del fornitore di droga dei minorenni della zona, di essere arrivati nel posto giusto, un ampio pezzamento con casa colonica nella vicina Badia Polesine. In manetta è finito un agricoltore di 46 anni, Gabriele Faccio, che in quella casa viveva con l'anziana madre, droga nascosta dappertutto. Sono stati sequestrati su differenti luoghi dell'abitazione oltre 100 kg di sostanza stupefacente, pertanto sicuramente lui aveva contezza dei luoghi dove erano stati essiccati e anche dei luoghi dove erano custoditi. Un fornitore di livello insospettabile, l'agricoltore che forniva non solo i ragazzini ma anche le vicine piazze di Padova, Rovigo e Venezia, un'azienda specializzata la sua con serre attrezzate a seconda delle stagioni, riscaldate in inverno, rinfrescate d'estate e pollai diventati ricoveri per l'essiccatura. Una produzione efficiente, 12 mesi all'anno, sequestrate piantine ancora in erba ma anche alberi maturi di oltre 2 metri d'altezza. C'è la crisi, avrebbe detto ai militari che perquisivano la proprietà. Il valore sul mercato sfiorerebbe il €1.000.000. Sulla piazza la marijuana ai consumatori finali, quindi ai giovanissimi soprattutto purtroppo, viene venduta anche sui €10 al grammo. Le indagini continuano, i carabinieri stanno cercando di individuare i grossisti che si rifornivano da lui. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ancora tempo stabile sulle nostre regioni, sia pure con cielo più nuvoloso e clima uggioso. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso, ma tempo asciutto e ampie schiarite soleggiate. Locali nebbie mattutine soprattutto sulle pianure centrali. Vediamo ora le temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, minime attese tra 5 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Tempo asciutto e con sole prevalente su buona parte dei settori. Da evidenziare tuttavia nubi sparse e locali addensamenti sul Goriziano e sud udinese. Le temperature massime saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi, minime tra 6 e 11 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tempo stabile anche sulla nostra regione, salvo una diffusa e parziale nuvolosità. Cielo localmente coperto sul Trentino e nebbie sulle valli centrali.
Temperature massime sui 9-11 gradi, minime attese tra -1 e 6 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti deboli nord-orientali lungo le coste e sud-orientali al largo. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.